Benedetta accorda l'onore e il privilegio che ci dona, Padre, ancora in questa sera di venire al tuo cospetto, Signore. Ancora in questo momento, Padre, applicando il sangue di Gesù sulle nostre vite, affinché siamo imbiancati e purificati mediante quel sangue che è stato sparso alla croce. E ancora prendiamo l'autorità nel nome di Gesù, leghiamo ogni spirito immondo, ogni principato, ogni potestà, sia legato nel nome di Gesù Cristo, Signore. E ancora in questa sera, Padre, vogliamo dire: l'Eterno è la mia forza, è il mio cantico, ed è stata la mia salvezza. Questo è il mio Dio, io lo glorificherò, è il Dio del mio Padre, io lo esalterò. Vogliamo esaltare il nome del suo insieme, A Dio vogliamo dare tutta la gloria e la gloria, Signore. A Dio l'onore, Gesù, alleluia. Sei meraviglioso. Alleluia. Chi dice il buio e il peccato, il tuo amore è così grande, il re di gloria, Gesù il re, chi scuote tutto, il mondo intero, chi ci stupisce in ogni istante, dillo, il re di gloria, Gesù il re, questa è la grazia tua. Preso il posto mio, portando i pesi che a me hai dato la tua vita, perché io fossi libero. Oh, Gesù io canto per ciò che hai fatto in me, mi spazza via la confusione. Ci ha reso sempre il re di gloria, Gesù il re, il Dio del mondo, con la giustizia, il tuo splendore, è come il sole, il re di gloria, Gesù il re, questa è la grazia tua. Noi cantiamo per ciò che hai fatto nelle nostre vite, oh Padre. E come scritto nel Salmo 30, ti esalterò, Eterno, perché tu mi hai tratto in alto e non hai permesso che i miei nemici si rallegrassero di me. O Eterno mio Dio, io ho gridato a te e tu mi hai guarito. Cantate lodi all'Eterno, voi suoi santi, e rendete grazie al ricordo della sua santità. Egli è santo, e deve essere lodato, innalzato, glorificato. E noi come popolo vogliamo adorare, innalzarlo, perché egli è santo. Alleluia, meraviglioso.
Alleluia. È bello celebrare l'Eterno e cantare le lodi al tuo nome altissimo. Proclamare al mattino la tua benignità e la tua fedeltà ogni notte. Sull'arpa a 10 corde e sulla lira, con la melodia della cifra, poiché tu mi hai rallegrato con ciò che hai fatto. Io grido di gioia per le opere delle tue mani. Sì, Signore, noi gridiamo di gioia, Signore, per l'opera che hai fatto nelle nostre vite. E ancora in questo momento, Signore, vogliamo aprire i nostri cuori alla tua presenza, perché noi sappiamo che tu cerchi veri adoratori, Signore, come è scritto nella tua parola, che tu cerchi veri adoratori che ti sappiano adorare in spirito e verità. E ancora in questo momento, Padre, vogliamo aprire i nostri cuori alla tua presenza. Vogliamo ricercare il tuo volto questa sera, Signore. E scenda la tua presenza in mezzo al tuo popolo, Signore. Passeggia nel nostro mezzo, Signore, tocca, sana, libera, guarisci ancora in questa sera. Perché tu sei sempre lo stesso, tu sei l'onnipotente Dio. Tu non cambi, non muti, Signore. E a te ancora in questa sera vogliamo dare tutta l'adorazione. Alleluia. Adoriamo il Signore insieme. Adoriamo, semplicemente adoriamo. E ti sta guardando il tuo cuore questa sera. Il suo sguardo è su di te, alleluia. Insegnami le tue vie, Signore, camminerò nella verità. Dammi sapienza e riempi il cuore mio, e avrò timore del tuo purifica il mio cuore, appiana i miei sentieri, rimuovi da me ciò che non appartiene a te. Purifica il mio cuore, appiana i miei sentieri, rimuovi da me ciò che non appartiene a te. Nel tuo amore, purifica il mio cuore. Insegnami, dico, le tue vie, Signore, camminerò nella verità. Dammi sapienza e riempi il cuore mio, e avrò timore del tuo nome. Purifica il mio cuore, appiana i miei sentieri, rimuovi da me ciò che non appartiene a te. Purifica il mio cuore, appiana i miei sentieri, rimuovi da me ciò che non appartiene a te. Nel tuo Spirito Santo, purifica il nostro cuore questa sera. Che la tua presenza, Signore, possa lavare, Signore, il nostro cuore. Che possiamo avere un cuore puro alla tua presenza, Signore. Che possiamo entrare al tuo cospetto, Signore, con lode e ringraziamenti, Signore.
Benedice anima mia l'Eterno e tutto quello che me benedica il suo santo nome. Benedice anima mia l'Eterno e non dimenticare alcuno dei suoi benefici. Egli perdona tutte le tue iniquità e guarisce le tue infermità. Se questa sera hai bisogno di guarigione, sei nel luogo giusto. La presenza di Dio è qui. Egli è qui e non è qui come spettatori, ma Egli è qui per operare nelle nostre vite. Egli ancora in questo tempo, ancora in questa sera, ancora in questo giorno, la sua mano è stesa per salvare, liberare, guarire. Egli è lo stesso ieri, oggi e in eterno. Egli non cambia e non muta. Per lui questa sera ti dice solo una cosa: adoralo. Semplicemente adoralo. Tocca la sua veste questa sera e ricevi guarigione nel nome di Gesù Cristo. Alleluia. Quando vengo a te, solo e semplice, siamo solo noi. Chiudi i tuoi occhi, apri il tuo cuore alla sua presenza. Spero proprio che ciò che ho per te ti raggiunga
Meravigliosa la tua presenza, Alleluia. Il Signore dice ancora nella sua parola: invocami nel giorno dell'avversità, io ti libererò e tu mi glorificherai. Fratello mio, sorella mia, questo è il giorno. Invoca il Signore con tutto il tuo cuore. Egli è pronto, egli ascolta, egli interviene con mano potente, perché la volontà di Dio, fratello mio, sorella, non è quella di lasciarci nell'avversità, nella penura, nelle tenebre, è quella di tirarci fuori da ogni situazione e circostanza. E questa sera Dio è pronto. Adoro, come dice questo verso: invocami nel giorno dell'avversità, io ti libererò e tu mi glorificherai. Allora con tutto il tuo cuore, con tutto il mio cuore, con tutto il nostro cuore, cerchiamo la faccia di Dio, invochiamolo, adoriamolo, glorifichiamo il suo nome affinché Lui possa ancora avere misericordia di noi, estendere la sua mano e intervenire nei bisogni del suo popolo, alleluia, perché noi siamo il suo popolo, siamo i suoi figli. Lui ci ha scelto, Lui ci ha chiamati e non ci lascerà in balia dell'avversario. Lui è pronto ad intervenire, alleluia. Adoriamo il Signore, adoriamolo, adoriamolo, adoriamolo. Oh Jesus, Prega
Sì, tu ascolterai dal cielo, Signore, e perdonerai il mio peccato, Padre, e guarirai la mia famiglia. Sì, tu lo farai, Signore, perché tu sei l'Eterno, l'Iddio Onnipotente, il Creatore del cielo e della terra. E in te, Signore, c'è amore, c'è misericordia. Signore, ti ringraziamo ancora in questo momento. Grazie per la tua presenza in questo luogo, Signore. Grazie per come tuo Padre ci onori, Signore, di venire al tuo cospetto, Padre, ancora in questa sera. Per noi, Signore, è motivo di gioia, Padre, avere l'opportunità di innalzarti, di lodarti, di glorificarti, Signore. Il nostro cuore gioisce alla tua presenza. Prendiamo forza, acquistiamo nuove forze, Signore, perché in te c'è vita, e vita in abbondanza, Signore. Ancora in questa sera, Padre, voglio pregarti per gli ammalati del tuo popolo, Signore. Come è scritto nella tua parola, per le tue figure, Signore, siamo stati guariti. Io proclamo e dichiaro guarigione, Padre, tutti gli ammalati del tuo popolo nel nome di Gesù Cristo, Signore. Che ogni infermità secchi ora nel nome di Gesù, a motivo della tua parola, a motivo della tua gloria, Signore. Io proclamo e dichiaro guarigione, Padre, nel nome di Gesù Cristo, Signore. Che ogni infermità, Signore, sia seccata, Signore. Ancora voglio pregarti per gli ospedali, le case famiglie, gli orfanotrofi, Signore. Oh Padre, in quei luoghi dove c'è tristezza, desolazione, afflizione, stendi la tua mano potente. Usa i tuoi strumenti dei canali affinché la tua parola possa penetrare in quei luoghi, Signore, e possa portare refrigerio, salvezza, guarigione, Signore. E ancora in questo momento ti prego, Signore Dio, possa tu parlare ai nostri cuori attraverso la tua parola. Che il tuo Spirito Santo possa inondare il cuore del tuo servo questa sera, Signore, e che la tua parola possa raggiungere i nostri cuori. Nel Salmo 32 è scritto: ti ammaestrerò e ti insegnerò la via per la quale devi camminare. Io ti consiglierò e avrò il mio occhio su di te. Signore, questa sera vogliamo ascoltare, bramiamo il tuo consiglio, Signore. Parla, il tuo popolo ascolta. E a te, Signore, ancora in questa sera diamo tutta la lode e la gloria. In Cristo Gesù, il benedetto eterno. Amen. Alleluia. E la gloria, Signore. Alleluia, se vogliamo proseguire. So che c'è una testimonianza. Pace a tutti. È una testimonianza un po' particolare perché non la faccio io personalmente, ma mentre ero in macchina e venivo qui, mia sorella mi ha mandato questa testimonianza di suo nipote, che è nostro nipote, Davide, non so chi lo conosce, questo ragazzo che diciamo ha fatto patto in acqua ultimamente qui a Napoli con noi, perché loro abitano a Modena, però questo ragazzo era desideroso di farsi patto in acqua e quindi è venuto qui perché nella comunità in cui stava il pastore diceva che bisognava aspettare 18 anni per fare patto in acqua, ma vi dico di più, il Signore già un anno fa l'aveva battezzato di Spirito Santo. Ora questo ragazzo, proprio perché ha finito le scuole, perché il tempo è estivo, quindi è stato chiamato da una assistente sociale a dare una mano per un campeggio per bambini disabili. E questa è la testimonianza di questa donna del mondo che fa di questo ragazzo a mia nipote. Dice: c'è un figlio meraviglioso, ma vi dico la gloria va tutta al Signore, ma per quello che Dio fa. Vediamo se riusciamo attraverso questo a farvi ascoltare questo messaggio. Ci tengo, non voglio dirlo io, ma proprio ad ascoltare le persone, la parola proprio di questa persona che non riesce a spiegarsi che cosa accade, no? Noi sappiamo che il Signore che fa cose meravigliose nelle nostre vite quando siamo guidati dallo Spirito Santo, quando il mondo non riesce a comprendere. Infatti io la parola che ha messo anche nel mio cuore questa sera inerente anche a questo, io non lo sapevo, ma è proprio che il mondo si aspetta la manifestazione dei figli di Dio. Vediamo un attimo se riesco a collegarmi e a farvi ascoltare. Questa settimana non è passata più con i suoi disabili. Non so se ti ha raccontato qualcosa, Davide, ma questa settimana abbiamo avuto un bambino molto impegnativo, un bambino autistico che ha delle crisi di violenza enorme e ha
anni. E praticamente la cosa assurda era che c'erano 4 educatori che fanno gli educatori da 20 anni che non riuscivano a gestire Enrico, questo bambino disabile. Arriva Davide con la sua gioia, con il suo sorriso, questo bambino voleva stare sempre solo con Davide. Quindi, alla luce di questo, volevo dirti che a parte che Davide questa settimana, io dicevo Davide non voglio che tu stia troppo vicino, non voglio che ti faccia male, perché insomma io ho anche la responsabilità di Davide, come dicevo, tranquillo, fratello, io so cosa faccio. Ha gestito delle situazioni, nel senso che l'operatore non ce la faceva, aveva il sorriso. Questo bambino disabile in un secondo cambiava aspetto, cambiava viso, si metteva a ridere a giocare con Davide. Allora, gli operatori, la tonus della guida dei disabili e i miei operatori mi chiedono di dirti che tuo figlio ha una dote innata per fare l'educatore, cioè io lo osservavo, è incredibile, cioè non c'è quello che lo faceva, la passione, la tranquillità, la calma, cioè mi dicevano gli educatori, scusa, ma lui era uno spirito staff o l'educatore? Dicevo no, è lui uno spirito staff, cioè ragazzi, lui mi ha nato per fare l'educatore, te lo volevo dire perché queste sono gioie, cioè, queste sono gioie, cioè, guarda, scusa, ma ci sono 17 adulti alla sacca ammirati da com'è Davide, al di là di questa cosa che ha fatto che è stata incredibile. E rispetto a quello, oggi sono andata a casa una prima Davide, perché stamattina questo veniva veramente tanto di matto, l'abbiamo dovuto contenere proprio fisicamente in 6, e stamattina ha concluso la sua esperienza del centro estivo perché non è il luogo adatto per lui, è troppo pericoloso per gli altri. E Davide ha voluto contenerlo anche lui, perché dicevo Davide dai, lascia fare, non ti preoccupare, no Francino, io so, però sai, come vede la violenza in un bambino così piccolo, che però non vestire perché sarà 90 kg, è una cosa che ti tocca emotivamente. Quindi spero che Davide sia sereno, io sono sicura che 100.000 volte che fosse sereno, e credo solamente che sto stanco, quindi l'ho mandato a casa io prima perché si andasse un po' a riposare. E niente, mio figlio è incredibile, c'era anche i discorsi che fanno gli altri adulti, che non mi dicevano, ma che età c'ha quello lì? Dicevano, non c'è neanche 17 anni fa. E credo che è una meraviglia di bambino. Quindi molti anche tutti questi complimenti perché sicuramente dietro c'è anche il vostro tuo lavoro. E credo che quello che porto da mi porta proprio, e sempre non sto esagerando perché tuo figlio lo conosci, mi porta Dio a 100 estivo, mi porta Gesù a 100 estivo. Ha sempre una parola di conforto per tutti, è sempre attento a tutti, si accorge di tutti, quindi bisogna avere una costante nei tristi. È un dono. E questo te lo volevo dire, ci tengo veramente tanto, perché secondo me è tutto. Io non ho mai visto un educatore così, prima esperienza con me. Altra cosa pratica, la segretaria sta preparando i contratti, neanche l'ho confermato, anche se ho cominciato già 2 settimane. E c'è uno dei 3 ragazzi dell'ufficio ben entrare, e quindi devo fare altre cose. Quindi una settimana per sé mi ha detto che ci farà firmare i contratti. Non aveva chiesto e sono conservato, non mi più neanche risposto alla volta. Settimana prossima ci firmerò i contratti, ok? Ciao, la meraviglia del figlio, assolutamente meraviglia. Amen. Avete, non so se si è sentito, ma dice che lavora in questo centro per autistici e sapete, dice che a volte c'è stato un ragazzo che anche se piccolo ma molto grande fisicamente, dice che 5-6 persone non riuscivano a tenerlo. Poi Davide andava lì, io quando ascoltavo questa persona mi veniva un po' in mente quando Davide era alla presenza di Saulo, vi ricordate, il nemico cercava di prendere Saulo, e poi Davide col suo cantare, con il suo suonare enorme, attraverso lo spirito, questo re si calmava. Così io vedevo questa situazione assurda, particolare, perché il mondo non riesce a capire che lui, diciamo, un ragazzo che si approccia verso gli altri veramente testimoniando continuamente del Signore di Gesù. E quindi il Signore vedo che se ne stia servendo in modo meraviglioso. Questa era una testimonianza, non so, non la ripetere se si è capito molto, ma il mondo rimane senza parole quando i figli di Dio
veramente il Signore ti manda in particolar modo in questi luoghi così particolari dove c'è tanto bisogno. Noi abbiamo bisogno, fratelli cari, veramente di questa unzione particolare di Dio affinché il mondo riconosca, e questa è la predicazione di questa sera, che noi apparteniamo a Gesù, che siamo figli di Dio vivente, ma c'è bisogno, fratelli cari, che c'è una manifestazione meravigliosa, ci deve essere, e quindi questo sta a noi, non so. Dio vi benedica e continuiamo a pregare per gli altri. Amen. Alleluia. Andiamo alla nostra profeta, dobbiamo pregare il profeta. Alleluia. Signore Dio, ancora in questo momento, Padre, vogliamo darti questa offerta e abbiamo tutto il nostro cuore, Signore, perché sappiamo che c'è più piacere nel dare che nel ricevere. Noi vogliamo dare, Padre, per l'avanzamento di tutto il regno, Signore. Ancora in questa sera ti prego, benedici, Signore, il tuo popolo, la tua eredità, prenditi cura di tutti nel bisogno, Signore. E ancora il proseguo di questa riunione, Padre, il palmo della tua mano santa. Si può guidare ogni cosa, Signore, e a te vogliamo dare tutta la lode e gloria, che in Cristo Gesù il benedetto in eterno. Amen. Alleluia. Allora dobbiamo passare alla parola, dobbiamo ascoltare ciò che il Signore ha messo nel cuore del suo servo. Certamente lo Spirito Santo parlerà alle nostre vite. Amen. Alleluia. Il Signore è buono, fratelli e sorelle, è buono sempre con noi. Dobbiamo passare subito alla parola di Dio in questa sera che troviamo in Romani capitolo 8. Ieri mentre il pastore Sergio Casandrino predicava, ha detto meglio che non vado avanti perché ha toccato dei passaggi che il Signore aveva messo nel mio cuore, ma poi si è fermato, ma io continuerò, diciamo, quasi sulla stessa scia di quello che si è detto ieri, perché ieri il pastore parlava che noi siamo figli di Dio e quindi bisogna usare l'autorità dei figli di Dio. E quindi io ho dato alla regia il capitolo 8 dal versetto 18, però è giusto riallacciarmi a quello che stavo dicendo, a quello che è stato detto ieri, perché è il versetto prima del capitolo 8, però prima di questo vogliamo fare come facciamo sempre, vogliamo pregare alzando questa spada meravigliosa in alto che è la parola di Dio. Amen. A te tutta la gloria, caro Padre. Tu sei buono e santo, sei meraviglioso. E noi ancora in questa sera, caro Padre, ti ringraziamo con tutto il cuore per come ci fai accingere a questa meravigliosa parola, a questa fonte, a questo pozzo inesauribile da cui noi possiamo ancora attingere in questa sera per le nostre vite, Signore. Grazie, Padre, per come mi dai l'opportunità, il privilegio, ma soprattutto la grazia di poter meditare questa parola insieme ai miei fratelli e alle mie sorelle. Che questa parola, Padre, veramente possa scavare un solco profondo ancora nel nostro cuore e nella nostra vita per darci direzione, indicazione, ma soprattutto consiglio. Chiedo anche allo Spirito tuo Santo, Signore, che mi guidi in ogni parola, Signore, affinché non sia mia, ma sia dettata secondo la tua volontà. Voglio ringraziarti e benedirti insieme al tuo popolo nel nome di Gesù.
benedetto in eterno. Amen, alleluia. Quindi dicevo, leggiamo dal versetto 14, dal capitolo 8 di Romani, proprio per riallacciarmi un po' a quello che si diceva anche ieri, no? Al fatto che noi siamo figli di Dio e quindi bisogna usare autorità dei figli di Dio. Ma però io poi andrò su un altro concetto che Dio ha messo nel mio cuore. Leggiamo tutti insieme per la gloria di Dio. Romani 8, versetto 14 dice così: poiché tutti quelli che sono condotti dallo Spirito di Dio sono figli di Dio. Voi infatti non avete ricevuto uno spirito di schiavitù per cadere nuovamente nella paura, ma avete ricevuto lo spirito di adozione per il quale gridiamo Abba Padre. Lo Spirito stesso rende testimonianza al nostro spirito che noi siamo figli di Dio, e se siamo figli siamo anche eredi di Dio e eredi di Cristo, seppure soffriamo con Lui per essere anche con Lui glorificati. Io ritengo infatti che le sofferenze del tempo presente non sono affatto da eguagliarsi alla gloria che sarà manifestata in noi. Infatti il desiderio intenso della creazione aspetta con bramosia la manifestazione dei figli di Dio, perché la creazione è stata sottoposta alla vanità non di sua propria volontà, ma per colui che ve l'ha sottoposta, nella speranza che la creazione stessa venga essa pure liberata dalla servitù della corruzione per entrare nella libertà della gloria dei figli di Dio. Infatti noi sappiamo che fino ad ora tutto il mondo creato geme insieme ed è in travaglio, e non solo esso, ma anche noi stessi che abbiamo le primizie dello Spirito. Noi stessi, dico, soffriamo in noi stessi aspettando intensamente l'adozione, la redenzione del nostro corpo. Perché noi siamo stati salvati in speranza, or la speranza che si vede non è speranza, perché ciò che uno vede come può sperarlo ancora, ma se speriamo ciò che non vediamo, l'aspettiamo con pazienza. Nello stesso modo anche lo Spirito sovviene alle nostre debolezze, perché non sappiamo ciò che dobbiamo chiedere in preghiera come si conviene, ma lo Spirito stesso intercede per noi con sospiri ineffabili. Colui che investiga i cuori conosce quale sia la mente dello Spirito, perché egli intercede per i santi secondo Dio. Fin qui la parola di Dio. Fratelli cari, sorelle, ieri il pastore più di una volta ci richiamava e ci ricordava a tutti noi che noi siamo figli di Dio, e a volte effettivamente ce ne dimentichiamo, perché quando nella nostra vita si affrontano delle difficoltà, delle prove a cui nessuno è risparmiato, a volte forse ci scoraggiamo e ci dimentichiamo effettivamente che noi abbiamo un'autorità, abbiamo una dignità e soprattutto abbiamo un Dio meraviglioso in colui che non ci lascia, non ci abbandona, e possiamo trovare ogni sorta di benedizione e di aiuto. Dicevo, la vita è dura, quindi, e la nostra vita è fatta di tante sfaccettature, di tempi, è dura, ci sono dei momenti di gioia, potrei dire le nascite, i matrimoni, il mare, no? Ma a volte la gioia, fratelli cari, e poi segue dalla tristezza, perché alla nascita c'è la morte, al matrimonio c'è il divorzio, ma anche a un bel mare c'è l'inquinamento. Quindi, vedete, ci sono delle gioie, ci sono delle cose meravigliose che Dio ha creato in ogni ambito della nostra vita, però a tutto questo, diciamo, seguono anche delle difficoltà, delle prove, delle sofferenze. Ma se vediamo così di questa premessa, mi sembra un po' tutto, come posso dire, triste, ma leggendo la parola di questa sera, proprio in Romani 8 ci dice invece che non sarà sempre così, no? Che la nostra vita è piena di problemi, difficoltà, di tanta sofferenza a volte. Ma Romani 8, se noi come l'abbiamo letto, se lo leggeremo ancora per la sua integrità, ci accorgiamo che non è sempre così. Perché questo Romani 8 ci dà una speranza, cioè che il Signore in qualche modo ci ha destinato ad una gloria meravigliosa, anche se a volte attraversiamo dei momenti difficili, perché non sarà sempre così. Perché abbiamo letto, fratelli cari, che anche la terra, no? Abbiamo letto non solo noi, ma anche la terra è stata posta, diciamo, a vanità.
per colui che verrà sottoposto a Dio stesso affinché venga liberato da tutto questo. Vedete, anche il mondo soffre, la terra soffre, tutti soffrono. Se noi ci guardiamo in giro vediamo che c'è tanta sofferenza anche nella natura stessa, perché io parlavo del mare, una creazione meravigliosa di Dio come il cielo altro, ma che è soggetta ad inquinamento. E quindi diciamo che anche la natura stessa, il mondo stesso, fratelli cari, è soggetta a vanità, ma aspetta di essere liberato da tutta questa sofferenza, da questo inquinamento, da questa, come posso dire, tristezza che l'uomo col suo peccato ha portato anche nella creazione di Dio. E quindi anche il mondo stesso, fratelli cari, si aspetta di essere liberato da questa vanità, da questa sofferenza. E difatti molti dicono che noi viviamo nel tempo del già e non ancora. Cioè, cosa ci vuole dire questo già e non ancora? Certo, noi viviamo nel già, cioè noi viviamo delle benedizioni di Dio. Stiamo pregustando ciò che Dio, fratelli cari, ha promesso un giorno ciò che sarà. Ma stiamo percorrendo un percorso, un cammino. Stiamo gustando delle benedizioni, delle cose meravigliose che Dio fa, ma la completezza di quello che Dio ha preparato non la stiamo vivendo ancora, la viviamo a sprazzi, la viviamo, diciamo, un po' saltellando, no? Come io dicevo prima, a tanta sofferenza c'è a volte la gioia, ci sono delle alternanze nella nostra vita, ma noi siamo proiettati, fratelli cari, in questo cammino fatto di tutte queste difficoltà, siamo proiettati in ciò che Dio ha preparato in modo completo, meraviglioso. Lo stiamo gustando a volte a sprazzi, a momenti, a tempi, ma ci stiamo avviando verso questo cammino meraviglioso che Dio ha preparato per tutti noi, la completezza di quello che Dio ha preparato, la gloria nella quale il Signore vuole farci vivere tutti. Ma, fratelli cari, noi abbiamo letto in questa parola che tutto è sottoposto a vanità, la natura, ma anche la Chiesa soffre, geme, dice la parola di Dio, e noi stessi, ma anche lo Spirito Santo, dice la parola nella prima parte, ma analizzeremo un po' questi concetti uno alla volta. Difatti io dicevo che stiamo vivendo del già e non ancora. Io sto vivendo delle benedizioni di Dio, della presenza di Dio, delle cose che Dio dona alla mia vita, anche se questo non esime tante difficoltà, tanta sofferenza. Però io voglio chiedere al Signore ciò che io non ho ricevuto ancora. Io voglio chiederti a te in questa sera che se alla presenza di Dio siamo nella casa di Dio, stiamo ricevendo benedizioni e quant'altro, ma in questa sera il Signore potrebbe dirci: chiedimi ciò che ancora tu vuoi vedere della mia gloria, della mia maestà, della mia potenza, chiedimi. Stiamo vivendo, fratelli cari, ma non è questa gloria meravigliosa che Dio vuole rivelare alle nostre vite. La viviamo a tratti, ma Dio vuole riversare su di noi e vuole farci vivere in questa gloria meravigliosa. Allora, fratelli cari, vedete, il brano di questa sera ci parla proprio di questo, cioè noi abbiamo detto siamo figli di Dio, fratelli cari, ma essendo figli di Dio non possiamo solo vedere ciò che Dio è buono nell'essere figli. Perché in questo essere figli, fratelli cari, se noi diciamo di essere partecipi a ciò che Dio ci ha dato in Cristo, partecipiamo alle gioie del Signore, alle benedizioni del Signore, ma noi, come Chiesa del Signore, dobbiamo anche partecipare alle sofferenze di Gesù. Non possiamo prendere solo ciò che reputiamo buono, la gioia, la benedizione, la guarigione. Se noi dobbiamo partecipare a ciò che è stata la sofferenza del Signore, a ciò che è la gloria di Cristo, dobbiamo partecipare anche a ciò che sono le sofferenze di Cristo. Questa è la verità. Non possiamo solo guardare avanti aspettando questa gloria gloriosa che sarà manifestata. Dobbiamo anche partecipare, fratelli cari, alle sofferenze che il Signore ha patito. E difatti in primo luogo dice in questa parola che anche la creazione di Dio è stata sottoposta e geme, ed è in travaglio, dice la parola di Dio. Sta gemendo, fratelli cari. Allora dicevo questo brano di questa sera, ma che cosa aspetta la creazione, il mondo, fratelli cari, che cosa aspetta? Aspetta che cosa, fratelli cari? La manifestazione dei figli di Dio, ma la manifestazione di che cosa?
Io prima perché ci tenevo a far ascoltare questa testimonianza? Perché noi dovremmo essere, fratelli cari, dovunque andiamo, in casa, in famiglia, sul posto di lavoro, ovunque i posti che noi frequentiamo, dobbiamo manifestare che cosa? Cristo in noi, speranza di gloria. Perché questo mondo geme ed è in travaglio, è in sofferenza, fratelli cari. Ma chi dovrà manifestare che c'è una speranza, c'è una gloria futura? Chi deve manifestare? Chi deve dirlo agli altri? Che c'è speranza oltre tutto quello che noi ascoltiamo e vediamo in questo tempo. Dobbiamo essere noi, fratelli cari, ma non, fratelli cari, solo a parole, come tanti fanno. Noi dobbiamo essere un libero spirito, cioè noi dobbiamo portare la nostra testimonianza di luce, a volte nemmeno parlando, ma solo testimonianza del nostro comportamento, della nostra moralità, del nostro parlare. Noi, fratelli cari, dobbiamo testimoniare a questo mondo che noi siamo figli di Dio, ma siamo figli di Dio per portare luce a questo mondo. E il mondo si aspetta questo perché è in travaglio, sta soffrendo, sta gemendo, ma si aspetta qualcosa di nuovo, qualcosa di diverso. E questo, fratelli cari, spetta a tutti noi. Quindi non ci lamentiamo se a volte nelle benedizioni che il Signore ci elargisce possiamo anche attraversare dei momenti di sofferenza, perché questo fanno parte, fratelli cari, della partecipazione alla gloria che Dio deve manifestare un giorno. Ora, fratelli cari, dice in questa parola, usa questo verbo particolare, verbo gemere, come vogliamo dire, un verbo che penso che le donne in particolar modo, le mamme, conoscono, perché il gemito è il travaglio. No, quando sta per partorire c'è questo gemito, questo travaglio, questa sofferenza. Però vedete, anche lì, una mamma che partorisce e sta per partorire un figlio, certo in quel momento c'è sofferenza, c'è afflizione, ma la mente di una mamma penso che sia proiettata a ciò che sarà, all'evento che deve manifestarsi. Quindi tutta quella sofferenza, di quel travaglio, di quel gemito, di quell'afflizione, di quel momento passano perché si guarda la gloria, la gioia futura che nascerà un bambino o una bambina. E questo è un po', fratelli cari, la nostra vita. Anche se noi gemiamo per un momento, per un tempo, stiamo soffrendo, noi dobbiamo guardare oltre, perché dopo tutta la sofferenza noi saremo anche partecipi della gloria che Dio vuole manifestare nelle nostre vite. Quindi se noi stiamo attraversando dei momenti difficili, particolari, guardiamo oltre, fratelli cari, perché Dio per noi in questo brano dice che ha preparato delle cose preziose e meravigliose. E se vogliamo essere partecipi di questa gloria meravigliosa in Cristo, dobbiamo essere anche partecipi delle sofferenze. E quindi, fratelli cari, in questo passaggio della parola di Dio dice che noi siamo stati salvati in speranza. Lo si diceva anche ieri in modo portato, no? Dice il pastore Sergio. Noi siamo stati salvati in speranza e non siamo stati salvati perché io e te eravamo più buoni degli altri. No, fratelli cari, perché è una grazia che Dio ha fatto alle nostre vite. Non eravamo migliori, non più intelligenti, non più buoni, no, fratelli cari. Perché dice la parola di Dio che Egli ha scelto noi e non noi abbiamo scelto il Signore. Ma noi siamo stati salvati in speranza. Ma la speranza qual è, fratelli cari? Se noi avremmo speranza solo in questa vita saremmo i più miserabili degli uomini. Ma la nostra speranza è quella di partecipare alla gloria futura che il Signore è andato a preparare un giorno per dove, come disse Lui, dove sarò io, voglio che siate anche voi. Allora non dobbiamo avere la mente alle cose di lassù. Dobbiamo avere il cuore, fratelli cari, la mente, l'animo a ciò che sarà, anche se stiamo attraversando un momento difficile e particolare. Guarda oltre, guarda avanti, guarda oltre, perché la nostra speranza non è nelle cose di questa vita, di questo mondo, ma la nostra speranza è in Cristo Gesù, che è certezza, fratelli cari. La speranza in Cristo è certezza, non è come la speranza effimera di questo mondo. E quindi dice la parola di Dio, fratelli cari, che la speranza non è di questo mondo, ma deve essere poggiata su Dio stesso. Noi poggiamo la nostra speranza su Dio che non viene meno. Allora, fratelli cari,
vedete, dice la parola di Dio che non solo il mondo quindi geme ed travaglia, ma anche la Chiesa del Signore geme ed travaglia. Perché? Perché la Chiesa del Signore, fratelli cari, anche lei soffre vedendo tanta sofferenza intorno a noi, perché vorrebbe che il Signore tornasse e ci portasse con Lui. Dire: Signore, torna, liberaci da questo mondo di sofferenza, di questa afflizione. No, anche la Chiesa è in sofferenza, geme, prega, dice: Signore, torna, liberaci, portaci con te. E quindi però in questo tempo che il Signore tornerà, perché la venuta di Cristo è in funzione alla salvezza, Dio sta temporeggiando, paziente fratelli e sorelle, perché vuole salvare ancora tante anime. Perché io penso che il Signore verrebbe adesso, non lo so, ma penso che pochi se ne salverebbero. Ma come è scritto nella sua parola, il Signore vuole che anche l'empio si ravveda e si salvi. E quindi Dio sta pazientando proprio perché vuole che il mondo si ravveda e si converte e torna a Lui. Perché il Signore non vorrebbe perdere nessuno, fratelli cari. Quindi, fratelli cari, se stiamo vivendo un momento di sofferenza, guardiamo avanti, non ci scoraggiamo. E soprattutto, fratelli cari, non ci dimentichiamo di una cosa, che è vero che noi in questa vita attraversiamo momenti belli o brutti, o di grande benedizione o meno benedizione, ma noi a volte ci dimentichiamo di un aspetto particolare dove pensiamo che noi siamo soli ad attraversare queste difficoltà e queste prove, siamo soli ad attraversare la durezza di questa vita, siamo soli. Noi non siamo soli, fratelli cari, perché è scritto nella parola di Dio che anche lo Spirito, fratelli cari, geme. E dice la parola di Dio che Lui intercede per noi con sospiri ineffabili, inesprimibili. Anche lo Spirito geme ed è in travaglio. Perché quando noi siamo afflitti, siamo stanchi, fratelli cari, siamo presi da tante difficoltà di questa vita, noi pensiamo di essere soli e andare avanti pensando di basarci sulle nostre forze, sulle nostre capacità. Ci vediamo e dice: ma come faccio a superare questa prova, questa difficoltà? Come faccio ad andare avanti? Perché la prova che mi sta venendo contro, questa sofferenza, questa problematica di questa vita ti fa soffrire, ti fa piegare. Ma ci dimentichiamo, fratelli cari, che il Signore disse: io me ne andrò, ma vi manderò un altro consolatore che sarà sempre con voi. Noi abbiamo lo Spirito Santo, fratelli cari, che geme con noi, cioè soffre con noi. Quando ci vede soffrire lo Spirito Santo, quando ci vede piegati, ci vede stanchi, ci vede afflitti, sapete che cosa fa lo Spirito Santo? Si accovaccia vicino a noi, si accovaccia, ti viene vicino, proprio come un amico fedele, e ti dice: rialzati, io sono con te, io non ti ho abbandonato, fatti forza, perché tu non sei solo ad affrontare questa problematica, questa difficoltà. Lo Spirito Santo ti sussurra delle parole nel tuo cuore, nelle tue orecchie, dice: alzati, perché Dio è con te. Lo Spirito Santo, fratelli cari, fa questo. E a volte le nostre preghiere, come abbiamo letto in questo passaggio della parola di Dio, non sono ascoltate perché non sono guidate dallo Spirito Santo. Ma se noi lasciassimo che lo Spirito Santo prega ed intercede per noi, come è scritto in questo passaggio della parola di Dio, noi vedremo le nostre preghiere esaudite, perché lo Spirito Santo sa che cosa chiedere al Padre, perché sono nella sua volontà le nostre preghiere. Quando preghiamo noi, preghiamo sempre per avere qualcosa di personale, ma quando lasciamo che lo Spirito prega, fratelli cari, come dice questa parola di questa sera, che prega ed intercede per noi con sospiri ineffabili, Dio ascolta la preghiera, perché lo Spirito dell'Eterno conosce la volontà di Dio, quale sia per tutti noi, fratelli cari. E io vi faccio un esempio particolare dove non si menziona mai, quasi mai, l'aspetto di una donna che si presenta nel Tempio dell'Eterno perché è afflitta da un dolore, perché non ha figli, perché è sterile. Sto parlando di Anna. E vi ricordate lì, mentre lei sta allargando il cuore, dice che dalle sue labbra non escono nemmeno una parola, ed Eli, il sacerdote, pensa che quella donna è ubriaca. Quella donna non è ubriaca,
In quel momento è lo Spirito Santo che sta intercedendo per lei e sta pregando e farà una preghiera, fratelli cari, lo Spirito Santo per lei, perché dice la parola che dalle sue labbra non usciva niente, ma era il suo spirito che pregava e pregava e pregava: se tu mi dai un figlio io lo donerò a te in questo tempo, lo farò crescere nella tua casa. E così fu, fratelli cari, così fu. Allora vedete, quando lasciamo che lo Spirito prega per noi, prega sempre nella volontà del Padre, che è una perfetta volontà, e il Signore ascolta queste preghiere perché lo Spirito sa che cosa chiedere al Padre. Allora lasciamo, fratelli cari, che lo Spirito Santo prega per noi, perché Egli geme con noi, soffre con noi. Noi non siamo soli, fratelli cari, non siamo abbandonati pensando di confidare sulle nostre forze. Ieri si diceva: sì, è vero, siamo figli di Dio, abbiamo l'autorità. È vero, abbiamo l'autorità di schiacciare serpenti e scorpioni sotto i nostri piedi e di debellare ogni male dalle nostre vite, ma a volte, fratelli cari, vengono dei momenti non nella nostra vita, dove anche i figli di Dio attraversano dei momenti particolari e dove non c'è la forza, dove non c'è, come posso dire, quel sostentamento che noi dovremmo avere, pensando di confidare su noi stessi. E a volte ci dimentichiamo, fratelli cari, che proprio in questa sofferenza che noi viviamo e gemiamo, c'è lo Spirito dell'Eterno che prega per noi, che è vicino a noi e sta intercedendo con sospiri ineffabili e sta pregando e in questo momento sta pregando, fratelli cari. Noi dobbiamo sempre chiedere, fratelli cari, questi intercessori. Uno è lo Spirito Santo, come dice la parola, ma c'è un altro intercessore, fratelli cari, che prega per noi, e questo è il Figlio dell'Iddio vivente. Noi possiamo leggere il versetto 34, sempre dal capitolo 8. Chi è colui che condannerà? Cristo è colui che è morto, inoltre anche risuscitato, egli alla destra di Dio ed anche intercede per noi. Noi abbiamo un avvocato presso il Padre e anche in questa sera sta intercedendo per noi. Dice: papà, guarda i miei figli. Noi abbiamo un avvocato presso il Padre che intercede continuamente notte e giorno, fratelli cari. Ecco perché proprio come figli di Dio non ci dobbiamo scoraggiare, non ci dobbiamo arrendere, perché è vero che possiamo venire meno, ma dice la parola di Dio, fratelli cari, che noi abbiamo due intercessori: uno è lo Spirito Santo che prega con sospiri ineffabili per noi, e l'altro è Gesù, che sta alla destra del Padre e continuamente prega per tutti noi. Ed è scritto, fratelli cari, ancora in Ebrei capitolo 7, il versetto 25. Per cui egli può anche salvare appieno coloro che per mezzo suo si accostano a Dio, vivendo egli sempre per intercedere per noi. Noi abbiamo un avvocato presso il Padre vivente che intercede per noi sempre, fratelli cari. Non un momento sì e un momento no. Intercede per noi perché egli vive, fratelli cari. Egli vive ed intercede per noi. E quindi, fratelli cari, non ti scoraggiare, non ti arrendere, perché se stai vivendo un momento difficile, particolare, guarda la gloria che ti è posta davanti, perché anche nel cuore di Gesù c'è stato questo, attraversando tutta la sofferenza che ha dovuto attraversare fino alla morte della croce. Lui guardava oltre, fratelli cari. Noi dobbiamo imparare a guardare oltre le circostanze che noi stiamo vivendo in questo tempo, perché se è vero che noi impariamo a soffrire con Cristo, noi saremo anche partecipi della gloria che Cristo ha ricevuto. Allora guarda avanti, guarda oltre, perché questa sofferenza, questo momento particolare passerà, ma la gloria che sarà riversata sulle nostre vite, la gloria che noi vivremo, sarà un niente a ciò che tu stai vivendo in questo tempo. Ed è scritto ancora, fratelli cari, nella prima lettera di Giovanni al capitolo 2, al versetto 1, ancora qualcosa di meraviglioso che voglio leggere insieme a voi.
figlioletti miei, vi scrivo queste cose affinché non pecchiate. E seppure qualcuno ha peccato, abbiamo un avvocato presso il Padre, Gesù Cristo il giusto. Egli è l'espiazione per i nostri peccati, e non solo per i nostri, ma anche per quelli di tutto il mondo. E anche se a volte, come si diceva prima, possiamo venire meno, fratelli cari, perché possiamo venire meno sotto le battaglie di questa vita, dice la parola di Dio, che anche se abbiamo peccato, se siamo caduti, Gesù, questo avvocato che abbiamo presso il Padre, Gesù Cristo il giusto, egli è l'espiazione dei nostri peccati, egli ci perdona e ci accorda il suo peccato. Quindi, fratelli cari, in primis il mondo si aspetta la manifestazione dei figli di Dio, cioè il mondo sta aspettando qualcosa di diverso, non le solite parole, le solite chiacchiere, il solito parlare, ma il mondo si sta aspettando qualcosa di diverso, qualcosa di nuovo, qualcosa che vada contro ciò che noi stiamo ascoltando e vivendo in questo tempo. Si parlerà di guerra, noi parleremo di pace, si parla di odio, fratelli cari, e noi parleremo d'amore. Si parla di vendetta e noi parleremo di perdono. Si parla, fratelli cari, di giudizio e noi parleremo di pregare affinché nessuno cada sotto il giudizio. Noi dobbiamo avere una vita completamente diversa, fratelli cari, perché il mondo si aspetta questo. Il mondo sta aspettando, fratelli cari, si guarda intorno, vede da dove forse penserà, chi li libererà da questa situazione, da questo tempo, da questo momento di guerra. Il mondo si aspetta in paura, fratelli cari. Il mondo è in paura, fratelli cari. Non sa più dove aggrapparsi, dove andare, cosa pensare. Perché i tempi veramente sono difficili. E noi cosa facciamo, fratelli cari? È vero anche noi che attraversiamo dei momenti difficili, ma noi, come abbiamo detto e letto, fratelli cari, siamo figli dell'Iddio vivente. E anche se noi viviamo delle sofferenze, ma noi abbiamo una speranza nel cuore. E questa speranza che Dio ha messo nella nostra vita la dobbiamo trasferire agli altri, dire c'è speranza, non ti scoraggiare, c'è speranza, perché Cristo è risorto dai morti, Cristo è andato a prepararci un luogo e dove Lui è, vuole che saremo tutti noi, ma questo sta a noi, fratelli cari, attraverso la nostra testimonianza, attraverso la nostra fede, attraverso la nostra moralità, il nostro modo di vivere, il nostro modo di agire, fratelli cari. Il mondo si aspetta questo, aspetta me, aspetta te, perché anche il mondo si aspetta di essere liberato da questa sofferenza che si sta vivendo. E allora non ci scoraggiamo, non ci arrendiamo, fratelli cari, anche se stiamo partecipando a delle sofferenze, le stiamo vivendo, guarda avanti, guarda oltre, perché se tu partecipi alle sofferenze di Cristo Gesù, tu parteciperai anche alla gloria che Dio ha ricevuto dal Padre. Quella gloria che Dio vuole riversare nella sua Chiesa, vuole riversare sulla tua vita, nella mia casa e nella tua famiglia. Dio, fratelli cari, si aspetta noi, aspetta i suoi figli che si muovono, che intercedono, che pregano, che manifestano la gloria di Dio. Dio aspetta me e te, fratello o sorella. Quindi non piegarti su te testa per quel momento difficile che stai vivendo. Perché se partecipi alle sofferenze parteciperai alla gloria di Dio. Allora io dicevo prima, è vero, siamo in un momento, non vediamo tutta la pienezza, la completezza della gloria di Dio, la vediamo in parte. Ma ci stiamo incamminando verso quel cammino di vedere la gloria completa del Signore nelle nostre vite, fratelli cari. Allora continuiamo il cammino, continuiamo, fratelli cari. Anche perché, come abbiamo letto in questa parola di questa sera, noi non siamo soli. Non siamo soli, fratelli cari, Egli ci ha equipaggiati, Egli ci ha dato del suo spirito, che anche quando sei debole, lo spirito ti dice sei forte perché io sono con te. Amen. Anche quando sei stanco, lo spirito dice fatti forza perché io sono la tua forza. È lo spirito, fratelli cari, che noi abbiamo, che fa la diversità, è l'unzione del Signore che fa la differenza in questo mondo, fratelli cari. È l'unzione, lo Spirito dell'Eterno che dimora e alberga nelle nostre vite che fa la differenza. Non è la mia o la tua bravura, o la mia o la tua cultura che fa la differenza. Non è quella, fratelli cari. Non è quella, fratelli cari. È l'unzione che fa la differenza. Quando lo Spirito dell'Eterno scende sulle persone,
può essere un ragazzo di 10 anni, 15 o una persona di 80, non fa differenza. E noi abbiamo ricevuto, fratelli cari, questo spirito meraviglioso che intercede per me e per te. Quindi non ti scoraggiare, non ti arrendere, perché anche se stai soffrendo per un momento, gemendo per un momento, ma questo ti porterà a vedere la gloria di Dio nella tua vita, nella tua casa e nella tua famiglia. E io dico in questo luogo e in questo paese. Quindi non ci scoraggiamo, fratelli cari, andiamo avanti, perché non siamo soli. Dio ci ha sostenuti, ci ha incoraggiati, ci ha equipaggiati, ci ha dato il suo spirito, e noi attraverso questo spirito meraviglioso, ancora in questa sera, noi possiamo dire, come si diceva ieri, Abba Padre, caro papà. E non lo diciamo perché siamo bravi a dirlo, perché dice la parola di Dio, io non posso dire gloria al Signore se non attraverso il suo spirito. È lo spirito, fratelli cari, che in questa sera ci fa dire ancora Abba Padre. Noi siamo tuoi figli, ti apparteniamo, siamo tuoi. E attraverso il tuo spirito, Signore, noi vogliamo e desideriamo, Signore, che noi abbiamo una manifestazione meravigliosa, potente, di luce, di gloria, affinché la tua parola risplenda ancora in questo mondo. Allora non stancarti, non scoraggiarti, perché lo Spirito è con te, lo Spirito del Signore è con noi, è dentro di noi. E anche quando siamo stanchi, siamo afflitti, siamo sofferenti, lo Spirito ben prega per noi. E quelle preghiere, quando parla lo Spirito, prega lo Spirito, quelle preghiere trovano esaudimento nel cuore di Dio. Voglio invitare la corale a risalire sul palco, ma lasciamo, fratelli cari, che non sia il momento, il tempo, non focalizziamoci su quello che stiamo vivendo adesso, ma abbiamo la speranza in Cristo, perché se gemiamo con Lui, vedremo anche con Lui la gloria di Dio. Quindi questa sera guarda avanti, guarda avanti, guarda avanti come guardò Mosè, non quello che gli offriva il mondo di quel tempo, l'Egitto, la ricchezza, no, l'autorità di essere figlio della figlia del faraone, ma lui guardava alla ricompensa che il Signore gli aveva riservato. E noi vogliamo guardare a quella ricompensa, fratelli cari. Allora non scoraggiamoci, ma alziamoci in piedi e lasciamo che ancora in questa sera lo Spirito del Signore prega ed intercede per noi con sospiri ineffabili, inesprimibili, affinché lo Spirito sa e conosce quale sia la volontà del Padre per ricevere esaudimento alle nostre preghiere. E non ti scoraggiare, non ti affliggere più di tanto, perché noi abbiamo lo Spirito dell'Eterno nelle nostre vite, che ancora in questa sera ci fa alzare gli occhi al cielo e dire: caro papà, noi sappiamo che tu sei con noi, che non ci lasci e non ci abbandoni. Caro papà, tu provvedi per noi sempre, continuamente. Caro papà, in questo tempo noi vogliamo, Signore, essere veramente una reale testimonianza, Signore. Vogliamo fare la differenza in questo mondo di tenebre. Vogliamo manifestare a questo mondo che tu vivi dentro di noi, che tu sei con noi, perché il mondo si aspetta questo. Una parola, una buona novella, una parola d'amore, di sostegno, di incoraggiamento. Allora, fratelli e sorelle, Dio ha chiamato me e te affinché possiamo manifestare tutto questo a questo mondo di cuore. A te la gloria, Signore. Tu sei meraviglioso, papà. E noi ancora in questa sera, attraverso la guida, Signore, l'unzione del tuo Spirito, vogliamo ancora offrirti, Signore, la nostra adorazione, la nostra preghiera. E vogliamo che sia il tuo Spirito a pregare per tutti noi. Che il tuo Spirito si muova, Signore, ancora in mezzo a noi in questa sera. Che il tuo Spirito, Signore, intervenga, Signore, e dia forza allo stanco, Signore. Il tuo Spirito guarisca e ripeta ogni infermità nel nome di Gesù. Alleluia, Signore. Alleluia. Alleluia. Il mondo si aspetta la manifestazione dei figli di Dio. E noi siamo figli di Dio vivente, fratelli cari. Noi siamo figli di Dio vivente. Alleluia, Signore. A te tutta la gloria, papà. Ma
Ed è scritto, vedete quale amore il Padre ha profuso su di noi, facendoci chiamare figli di Dio. La ragione per cui il mondo non ci conosce è perché non ha conosciuto Lui, carissimi. Ora siamo figli di Dio, ma non è ancora stato manifestato ciò che saremo. Sappiamo però che quando Egli sarà manifestato saremo simili a Lui, perché lo vedremo come Egli è. Noi vedremo come il Signore è e saremo simili a Lui, fratelli cari. Ecco il percorso che si diceva in questa sera, questo percorso fatto anche forse di tanta sofferenza, di tanta afflizione, di tanta difficoltà, ma alla fine, fratelli cari, noi vedremo il Signore, perché se impariamo a soffrire con Lui, vedremo anche Lui un giorno come Egli è, e saremo simili a Lui, dice la parola. Allora ecco, guarda avanti, non ti arrendere, anche perché, come abbiamo letto nella parola di prima, che se noi gemiamo, fratelli cari, lo Spirito Santo geme con noi. C'è un amico fedele che ti sta vicino e se tu stai gemendo, stai soffrendo, Egli è con te, anche in questo momento. Ecco perché non ti scoraggiare o arrendere, perché c'è lo Spirito dell'Eterno che geme con te e non è indifferente alle tue difficoltà, Egli geme con te.
sta con te e quindi ti darà la forza, l'aiuto, il sostegno, il coraggio e tutto quello di cui hai bisogno e soprattutto in quei momenti difficili pregherà e intercederà per te con sospiri nel famiglia. Grazie papà, vogliamo ancora adorarti con tutto il cuore. Grazie papà per ogni cosa, vogliamo adorarti perché sentiamo il bisogno di stare ancora alla tua meravigliosa presenza papà. Sentiamo il bisogno, Signore, ancora di elevare la nostra voce e dirti grazie papà, grazie papà per tutto quello che sei per noi, fai per noi, Signore, e farai ancora, Signore, perché ci guiderai passo passo, Signore, ci guiderai passo passo. Sono dei momenti che passi nella vita quando tutto sembra andare contro te. Paure e ansietà, problemi e difficoltà sembrano montagne nel cammino. E a volte ti domandi il perché di questi momenti e stare a pensare, a ripensare se qualcosa in te non va, se sei fuori dalla sua volontà e in mezzo alla tempesta la sua voce giungerà al tuo cuore quando passerai attraverso le acque, io sarò con te perché tu appartieni a me e quando tu camminerai in mezzo al fuoco non sarai bruciato, no, perché tu appartieni a me. Ci sono dei momenti, alleluia, ci sono dei momenti che passi nella vita quando tutto sembra andare contro te. Paure e ansietà, problemi e difficoltà sembrano montagne nel cammino. A volte ti domandi
noi sappiamo che tutte le cose cooperano a bene per coloro che amano Dio, i quali sono chiamati secondo il suo provedimento, poiché quelli che egli ha preconosciuti li ha pure predestinati ad essere conformi all'immagine del suo figlio, affinché egli sia il primogenito fra molti fratelli. E quelli che ha predestinati li ha pure chiamati, quelli che ha chiamati li ha pure giustificati, e quelli che ha giustificati li ha pure glorificati. Questa è la gloria, fratelli cari, che Dio ha riservato a tutti noi. Alla fine di questo percorso così pieno di irto, di difficoltà, alla fine noi vedremo la gloria di Dio. Come dice questo passaggio, ci ha pure glorificato, vedremo la sua gloria. Noi vedremo la sua gloria tutti insieme. Ci crediamo? Noi vedremo la sua gloria. E anche se al momento sto gemendo, sto soffrendo, io vedrò la gloria di Dio insieme a voi. Noi vedremo la gloria di Dio nelle nostre case, nelle nostre famiglie, in questo luogo, in questo paese e dove il Signore ci manderà, perché questo è il progetto di Dio. E noi vogliamo ringraziarti, papà, in questa sera con tutto il nostro cuore, e vogliamo ancora pregarti perché ancora dal web ci chiedono preghiere. Noi vogliamo pregare per Maria Di Partiti, per guarigione. Signore, noi non conosciamo l'infermità di questa nostra sorella, ma noi ti preghiamo come Chiesa in questa sera, papà, di guarirla nel nome di Gesù, perché ogni male sia debellato dal suo corpo in questo momento. Così, Padre, vogliamo continuare a pregarti per Gabriele, per Naomi, per Camillo, papà, e per tanti altri ancora, Signore, che sono allettati, ammalati in questo tempo. Noi proclamiamo guarigione nel nome di Gesù su tutti loro e su tutto il tuo popolo, papà, perché tu ci hai destinati alla gloria, Padre. E noi vogliamo ringraziarti di vero cuore, papà. Voglio ringraziarti per ogni mia sorella, per ogni mio fratello. Voglio ringraziarti, papà, per tutti coloro che si sono connessi con noi attraverso il web. Sia la tua benedizione a raggiungerli, Signore, come ha raggiunto noi questa sera in questo luogo, nella tua casa. E ti chiediamo anche, papà, di accompagnarci alle nostre momentanee dimore, e ti preghiamo ancora, papà, che ancora in questa notte tu ci visiti, perché noi ancora in questa notte vogliamo ricevere da te, vogliamo avere comunione con te. E noi ti ringraziamo con tutto il cuore, e se domani ce lo darai ancora, come abbiamo ascoltato e letto nella tua parola, noi vogliamo manifestare a questo mondo che siamo figli del Dio vivente e che c'è una speranza, papà, e tu sei la speranza dei popoli. E noi vogliamo dirti grazie con tutto il nostro